Siamo giunti alla quinta, una prova per 3 anni di buona qualità, vincitori da 4 a 16.000 euro nella carriera, in 8 dietro le ali della macchina. Uno Chanel du Cras, Alessandro Gocciadoro, 2 Corcovado, Gianvito D'Ambroso, 3 Clunigrad, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 4 Candido Jet, Marco Stefani, 5 Crisper, Antonio Di Nardo, 6 Chuck Juice SM, Roberto Vecchione, 7 Costa Magna Pax, Salvatore Valentino, 8 Comandante V, Manuel Pistone. Si ritrae dal 6 Chuck Juice SM, autostart che accelera e li lascia. Ed è veloce Candido Jet che schizza a condurre nei confronti di Crisper, il quale cerca posto alla corda, prova ad inserirsi lì Chanel du Cras con manovra al millimetro, riesce però Antonio Di Nardo a parcheggiare avanti alla leva di Alessandro Gocciadoro, rimane allo scoperto Clunigrad. I primi 200 passati in 14,8 da Candido Jet, che è in vantaggio nei confronti di Crisper. Chanel du Cras al largo, Clunigrad quarto in corda e Corcovado. Poi ancora il 7 di Costa Magna Pax, prova a risalire dalla coda Chuck Juice SM dopo l'avvio lento. Ovviamente Clunigrad non ha alcun interesse a rimanere allo scoperto e così Chuck Juice può risalire a spesa quasi zero, visto che il leader ha fatto una piegata tranquilla. Numero 8, in comandante V, squalificato. Sbagliato comandante V nelle retrovie, al passaggio davanti alle tribune. Candido Jet guida nei confronti di Crisper, Chuck Juice SM allo scoperto. Chanel du Cras lungo i birilli e Clunigrad in pariglia, si muove dalla coda anche Costa Magna Pax per andare in schiena. Sbaglia Chuck Juice SM che era allo scoperto. Numero 6, Chuck Juice SM, squalificato. Il mezzo miglio iniziale, il chilometro da parte di Candido Jet che si completa in 1:16,3. Cerca di allungare sulla dritta opposta alle tribune. Candido lo segue Crisper, li segue Chanel du Cras, poi ancora Corcovado. Questi 4 che rimangono lì, quelli che sono venuti di fuori, non hanno trovato nulla. 1:31,1 per i 3/4 di miglio. Crisper prova a spostare su Candido Jet, il quale inizia a essere richiesto all'avanguardia. Poi Chanel du Cras, si muove anche Corcovado, l'imbocco dell'addirittura d'arrivo con Candido Jet in vantaggio. Crisper che per ora non sposta ancora, viene via ora Antonio Di Nardo. Candido in vantaggio, Crisper che prova ad andare all'attacco, va di dentro Chanel du Cras. Candido che ha sempre una di margine. Candido Jet che completa il coast to coast nei confronti di Chanel du Cras, che finisce forte di dentro e forse mette una narice davanti a Crisper, ma ovviamente bisogna andare dal giudice. 29,1 la chiusono, 14,7 ragguaglio cronometrico per il successo di Candido Jet, Marco Stefani, Paolo Romanelli per gli allevamenti Toniatti. Il percorso di testa di Candido Jet che vince in maniera convincente al secondo posto. Chanel du Cras riesce molto probabilmente a piegare Crisper, che ha provato a venire al largo ma non è riuscito a guadagnare su Candido Jet e anzi ha perso il secondo dalla leva di Alessandro Gocciadoro. 4-1-5, l'ordine d'arrivo molto probabile della quinta.